Il tramonto della figura di Silvio Berlusconi è cominciato con queste elezioni e difficilmente vi sarà una nuova alba secondo i fuoriusciti da Forza Italia. Ha fatto l'errore di non ascoltare il territorio, di pensare che le scelte in una fase di grande cambiamento e soprattutto in una fase di grande voglia di partecipazione dei cittadini si volesse ancora imporre candidature dall'alto senza tener conto della base. Un sistema basato sull'autorità assoluta di Silvio Berlusconi che per ora non sarebbe in grado di esercitarla con la stessa efficacia che in passato. È un metodo che se funzionava quando Berlusconi aveva la capacità di dirigere il partito in modo verticistico, oggi il venir meno delle condizioni, a partire dal fatto della impossibilità nella sua candidatura, ha dimostrato e ha rivelato tutta una serie di problematiche che si sono tradotte con una consistente emorragia di voti. Il declino di Forza Italia, sostiene un altro ex, Marino Zorzato, non è comunque una buona notizia per il Paese in generale. Non si può stare senza un'area moderata e liberale, per cui il governo che nascerà probabilmente, io non dico che sarà populista, ma avrà una deriva che non sarà né moderata né liberale. Quanto alle prospettive future di governo, la previsione non è delle migliori. Posso immaginare anche che il centrodestra faccia un accordo nella sua completezza col 5 Stelle, penso che lo faranno, non credo che Forza Italia possa durare tantissimo in questo governo e quindi che entri subito o che esca presto, in qualche modo penso che se un governo 5 Stelle Lega dovesse avere vita durerà, ma come governo 5 Stelle Lega.